Luca Zaia, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Luca Zaia, Lega, è possibile andarcene con dignità? Glielo chiedo perché lei già da giorni va ripetendo che dobbiamo venire a casa subito e toglierci dall'Afghanistan. Ma guardi, io glielo confermo che compatibilmente con gli accordi internazionali, con gli impegni che ci siamo presi, che noi intendiamo onorare a livello internazionale, è altrettanto vero che una missione di pace che sta già durando da 9 anni, noi siamo andati lì per catturare Osama Bin Laden e siamo ancora lì per questo processo di democratizzazione che vogliamo far partire. Però direi che 9 anni sono più che sufficienti, per cui io spero, e non ho motivo di immaginare che non sarà così, che il governo poi stia anche disegnando un exit strategy, no? una strategia di uscita. Legittimo per noi italiani come lo è legittimo per gli americani quando parlano per bocca del loro presidente Obama di uscire magari dal teatro di guerra dell'Iraq. Tra l'altro c'è chi è già partito come il Canada e l'Olanda, ma quello appunto che mi stavo chiedendo, avere combattuto per 9 anni, lei dice sono già troppi, però a un certo punto esserci stati 9 anni senza raggiungere gli obiettivi che ci si sono prefissi può vanificare tutto il lavoro fatto in 9 anni. Guardi, la prima preoccupazione deve essere quella degli accordi internazionali e della credibilità del nostro Paese. La seconda considerazione però che dobbiamo fare è che gli osservatori internazionali, basterebbe leggere la stampa estera, vedono la condizione dell'Afghanistan con molti paralleli, ovviamente anche quella dell'Iraq, a quella del Vietnam, cioè di un'eterna incompiuta che prima o poi ci vedrà tutti al ritiro, perché comunque il processo delle forze alleate che arrivano in Italia e quindi pongono fine alla guerra e avviano il processo di democratizzazione d'Italia non è esattamente quello che sta accadendo lì, perché noi abbiamo, e questo lo dicono i giornali stranieri, abbiamo molto spesso una comunità civile indifferente a quello che sta accadendo tra talebani e forze di pace, cioè, questo non aiuta ovviamente, non è voler generalizzare, però diciamo anche con chiarezza che non è che ci sia un movimento di popolo a fianco delle nostre forze di pace, e questo ci deve far pensare. Ovvio, io poi non sono un esperto e mi fermo qui. Ma infatti no, quello che le volevo chiedere, e poi la lascio naturalmente, se questa sua posizione è più che altro pragmatica, sì, perché lei dice perdere per perdere, tanto vale buttare all'aria subito e venire via, o se è più ideologica, perché dice comunque non serve a niente, comunque abbiamo problemi più importanti. No, guardi, io penso che noi dobbiamo rispondere sempre presente quando la comunità internazionale ci chiama attorno a un tavolo, anche perché l'Italia obiettivamente è sempre stata primo attore in tutte queste partite. Dall'altro però c'è anche da dire che la contabilità che ci viene imposta è di 9 anni di missione di pace, di 34 morti, e con risultati che sono obiettivamente, se l'obiettivo era quello di sconfiggere i talebani, portare la democrazia e dare più tranquillità al mondo intero, diciamo che il risultato purtroppo non si è ottenuto. Non è colpa di qualcuno, cioè le cose stanno così. Luca Zaia, grazie.